Inferno di roccia! Mentre a Brendola le piogge intense si scaricano sulle colline, da un pendio improvvisamente si staccano alcuni macigni che precipitano su via Ferruccio Marzari in località Lavo e travolgono una casa. Sono le 5 del mattino, le prime luci dell'alba, il cielo è ancora spento, fosco di nubi grigie, il silenzio viene spazzato dal fragore dei massi che rotolano. Uno enorme si schianta sulla canna fumaria, la spacca alla base, lasciando a nudo le tubature. È caduto dal monte, si è fermato qui, per fortuna non ha rimbalzato sulla finestra lì dove dorme mio figlio, che tra l'altro dorme proprio con la testa qui vicino al muro. Per fortuna è andato così stamattina alle 5. Ha sfondato però diceva la canna fumaria. E anche la canna E fumaria. questo dà l'idea della violenza e della forza, se poteva entrare in casa dal certamente. tetto. Avrebbe potuto essere una tragedia perché il masso è fortunatamente caduto sulla canna fumaria, ma avrebbe potuto anche sfondare la parete della camera da letto che si trova proprio sullo stesso versante della casa e avrebbe potuto travolgere chi stava dormendo. Un altro grande macigno ha sfondato invece il muro del bagno dell'appartamento vicino. Le immagini interne sono ancora più scioccanti perché danno la dimensione della violenza dell'impatto e di quello che sarebbe potuto capitare se in quel momento vicino a quel muro ci fosse stato qualcuno. Le macerie per terra, un mobile spazzato via, i buchi sul prato dove è rimbalzato il masso. Adesso toccherà ai tecnici della protezione civile valutare come intervenire sulla collina per evitare future frane. Con i tecnici della protezione civile andremo in sopralluogo per verificare effettivamente se ci sono altri pericoli nel medio termine. Tanta paura da parte dei residenti, giustamente, e fortunatamente non ci sono stati feriti e la situazione, abbiamo visto col maltempo, purtroppo è abbastanza critica, quindi raccomandiamo a tutte le persone di stare attenti, soprattutto se notate situazioni anche di fragilità o di criticità, di avvisare vigili del fuoco e protezione civile, così si riesce a intervenire prima magari che succedano eventi spiacevoli. Speriamo quanto prima che questo maltempo cessi per poter poi entrare e sistemare al meglio queste situazioni di criticità.